Io innanzitutto sto con la Lega, poi in questi giorni si discute se la Lega è la Lega di Stefani o la Lega di Darè, quindi io son tirato in mezzo e aspettiamo e vediamo cosa succede. Si è preso un momento di riflessione Gianluca Posocco, vice sindaco uscente, candidato sindaco in pectore di Vittorio Veneto della Lega, sostenuto fin dall'inizio da Gian Antonio Darè. Ora, dopo l'espulsione dell'europarlamentare ed il suo nome ribadito dal segretario Stefani, la questione delle candidature è diventata incandescente. Difficile, se non impossibile, pensare che ora una lista con Posocco e Darè corra con quella della Lega Salvini Premier. Posocco, tirato per la giacchetta, si è preso un momento di riflessione per confrontarmi, dice, con persone delle quali mi fido. Io conosco Stefani da poco e non posso dire niente, con me si è sempre comportato in maniera ineccepibile. Tony lo conosco da una vita, è stato mio padre politico, è una persona che stimo non sapete quanto. Questa situazione non si è creata, penso, né per colpa di Darè, ma neanche per colpa di Stefani, perché siamo tutti la Lega, la Liga Veneta anche, e quindi dispiace vedere, tutti siamo un po' scombussolati, mettiamola così, da questa situazione. Quindi anch'io aspetto un attimo, bisogna parlare con tante persone e poi vediamo cosa fare. Giochi ancora tutti aperti dunque a Vittorio Veneto, diventato un caso politico con ripercussioni che potrebbero andare ben oltre i confini della città. Intanto ha stupito ieri alla conferenza stampa di Darè la presenza dell'ex sindaco del PD Roberto Tonon, venuto a salutare una persona, dice, che ha sempre combattuto in maniera decisa e puntuale per il suo partito. Prove di nuove alleanze? Ricordo che nel 1988, per la prima volta a Vittorio Veneto, ci fu l'accordo di CPC, il famoso compromesso storico, primo comune in Italia in cui ciò avvenne. Quindi mai dire mai.